Sul padovano però c'è questo caso di questa collega che da 2 anni chiede un cambio di mansione, mai però, come si può dire, concesso, se non che la proposta aziendale è stata quella di eventualmente un demansionamento con un part-time, quindi oltre il danno la beffa. Elena ha 38 anni ed è vedova da poco, abita nella provincia di Padova e deve organizzarsi per gestire 2 figli di 6 e 8 anni. Chiede un semplice cambio di mansioni per poter far fronte alle esigenze familiari lavorando su 5 giorni invece che su 6. Ma da Poste dopo 2 anni ha ricevuto solo la proposta di un demansionamento. Questo è solo uno dei 15 casi in Veneto arrivati all'attenzione del sindacato CGIL. Riguardano madri sole come Elena o Rossella Portalettere, anche lei vedova e con 3 figli da gestire, ma anche un padre single. Questo ragazzo praticamente è un papà single che chiede tranquillamente un part-time per seguire il figlio e anche qua gli viene negato, questo sul veronese. Poste Italiane è la più grande azienda privata per numero di addetti in Italia, oltre 124.000. Spiace, sottolineano i sindacati, che ci sia ancora così tanto silenzio su temi che riguardano la tutela del lavoro femminile, nonostante abbia ottenuto l'ambita certificazione sulla parità di genere. Poste non risponde. Questo è il problema, motivo per cui noi siamo anche appoggiati alle consigliere di parità territoriali e regionali. Noi chiediamo a Poste che queste donne, questi lavoratori venga concesso la possibilità di gestire la famiglia, perché se tu azienda ti vanti di essere un'azienda rosa dove ci sono le parità di genere, allora è che le metti in pratica, perché così non lo è. Le richieste sono semplici, incalza la CGIL in attesa di risposte. C'è chi chiede un 10 minuti in entrata e in uscita, soprattutto chi lavora sulla sportelleria, chi mezz'ora, chi lavora sul recapito, cose sicuramente fattibilissime, non è un problema, però c'è sempre la rigidità aziendale.